Bentornati, sono Simone Pozzari e in questo video andremo insieme ad analizzare la quinta partita delle 7 che ho giocato al campionato italiano Under 20 di Brescia, quindi abbiamo visto le prime 4, no? Al momento nel torneo ho 2 punti e mezzo su 4, che non è grandioso, per cui eh, devo cominciare appunto, ho dovuto cominciare verso questo momento del torneo a vincere un po' di partite per ritornare un attimo in carreggiata e questa partita era fondamentalmente una delle più difficili, quantomeno sulla carta, perché giocavo contro il maestro fide Nicolas Perosse, che se non erro era forse il giocatore con più punteggio, forse il secondo con più punteggio dell'intero torneo, quindi peraltro veniva da un periodo abbastanza di forma, quindi giocando peraltro con i neri era importante vincere, ma allo stesso tempo era anche una partita difficile. Ora, per vincere, io dovevo vincere praticamente a tutti i costi perché volevo vincere, volevo un attimo salire in classifica, ho preferito evitare E5 ed evitare C5, perché fondamentalmente, essendo questo naturalmente un torneo in cui ci conoscevamo tutti abbastanza bene e dormivamo nello stesso posto, io mi ricordo, dato che io avevo già giocato nei 2 turni precedenti la francese, io ho giocato la francese praticamente tutto il torneo a parte l'ultimo turno, ho preferito, appunto, negli occhi dei miei avversari, io non avrei giocato di nuovo alla francese. Infatti mi ricordo che quando eravamo a pranzo prima del torneo, prima del turno, mi aveva fatto lo scherzo il mio avversario dicendo tanto lo so che poi giochi ai 5, perché non puoi giocare di nuovo alla francese di nuovo dopo 2 turni di fila. Lo diceva per scherzo, però era serio, nel senso che in effetti avevo motivo di pensare che lui si aspettasse ai 5 da me. Motivo per cui ho deciso di giocare alla francese di nuovo, quindi naturalmente lui ovviamente si è messo a ridere quando gliel'ho giocata, però l'ho colto impreparato perché non si aspettava naturalmente che giocassi di nuovo alla francese. Peraltro gliel'avevo detto prima della partita, ma lui ha pensato che stessi scherzando, quindi alla fine si è verificata proprio una francese e questa volta, mentre nella partita precedente avevo giocato cavallo F6 con il nero, quindi io sapevo naturalmente che il bianco si sarebbe preparato sulla francese perché giocandola 2 volte per forza un paio di linee me l'aspettavo che si preparasse, però avevo giocato cavallo F6 nella partita prima, invece adesso ho giocato alfiere B4, quindi ero sicuro che su questa non si sarebbe preparato e infatti non si era preparato. Fondamentalmente questa linea, la Winauer, strategicamente è sbagliata per il nero, nel senso che è una linea semi-perdente, perché va contro ogni principio fondamentalmente strategico, in quanto va a dare l'alfiere buono del nero, va a dare spazio al bianco con i pedoni in E5 e a gioco corretto questa posizione per il bianco, non dico che sia vinta, però siamo lì, nel senso che è molto molto buona per il bianco. Nella pratica però è un'altra cosa, perché vincere in teoria è un conto, però nella pratica poi è difficile per il bianco trovare le singole mosse giuste, tutte quante. Infatti sono tanti quelli che da nero poi riescono a vincere addirittura da questa posizione, nel senso che è praticamente impossibile pareggiare questa posizione, perché o vince il nero strategicamente o vince il bianco perché attacca meglio. Ora qui la linea principale va con cavallo E7 e dopo donna G4 si può o arroccare o giocare donna C7 ed entrare nelle complicazioni del pedone avvelenato. Ora queste sono tutte varianti dopo C per D4 super complicate, super teorizzate e il problema qual è? Che se se il bianco le conosce, il nero ha un problema serio perché questa posizione è quasi vinta per il bianco. È chiaro che il bianco deve conoscerla e non è detto che la conosca, però io non me la sentivo di rischiare così tanto, specialmente a questo punto del torneo, perché non è che fossi proprio, cioè con una patta comunque non è che non mi sarei sparato ecco, per una patta, quindi comunque ho preferito giocare cavallo C6 che dopo donna G4 G6, ancora una volta tu contro ogni regola strategica perché sto mettendo tutti i pedoni sul bianco nonostante io abbia proprio l'alfiere campo chiaro, paradossalmente questa è più semplice da pareggiare e potenzialmente da vincere rispetto all'altra. Ora, in questa posizione il bianco ha giocato alfiere D2, che è una mossa che apparentemente è un controsenso, perché non ha senso come mossa, ecco, perché dopo una mossa come cavallo F3, prima o poi il nero vuole giocare donna 5. E allora in questa posizione il bianco gioca alfiere D2, però giocare alfiere D2 subito non ha molto senso. Però nella pratica in realtà si può fare, perché comunque ecco, in questa posizione uno dei piani è di giocare a 4 alfiere a 3, ed è il motivo per cui giocare alfiere D2 subito non ha molto senso, però dall'altro è anche vero che il piano del nero include donna 5.
giocare questa posizione senza donna 5 non ha molto senso. Ora, io non ho giocato donna 5 in partita perché non avevo voglia di analizzare quello che sarebbe successo dopo 4. Peccato che in realtà C4 è completamente sbagliata per il bianco, perché ovviamente se io torno indietro non ha senso per il bianco cercare questo scambio, perché dopo E per D5 mi si apre l'alfiere. Io proprio non avevo neanche minimamente considerato questa cosa, perché proprio volevo tenere la posizione il più semplice possibile. In realtà donna 5 è ovviamente la mossa più semplice in questa posizione. Ho giocato C4, che comunque strategicamente prima o poi va fatta, perché il bianco con la coppia degli alfieri vorrebbe aprire la posizione. È vero che io ho l'alfiere campo chiaro, quindi non dovrei mettere i pedoni sul chiaro, però comunque C4 è una mossa che va fatta in questa posizione per fissare la debolezza in C3. Io non vorrei mai mangiare il pedone in D4, naturalmente, a meno che poi non guadagni quel pedone. Quindi C4 l'ho giocata, A4 da parte del bianco, donna 5. E qui arriviamo in questa posizione che ovviamente è facile per il motore dire più 1, quindi fondamentalmente migliore per il bianco, però onestamente questa è molto più difficile da vincere con il bianco rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima, nonostante il motore dia a prima vista una valutazione maggiore a questa, perché trovare il piano per vincere per il bianco non è per niente semplice. Ora, qui il bianco ha giocato una mossa che mi ha molto sorpreso in partita, che è cavallo H3. Questa è una mossa che non ha assolutamente non è assolutamente un problema per il nero, e già questa è la dimostrazione di quanto effettivamente sia difficile giocare questa posizione da bianco. Ora, cavallo H3 in effetti non so tuttora perché me l'abbia giocata, non so cosa abbia visto il bianco, perché per giocare cavallo G5 poteva benissimo giocare cavallo F3, perché cavallo F3 lascia aperta la possibilità di giocare H4, H5, che è uno dei piani principali in questa posizione. Con il cavallo in H3 non so cosa lui volesse fare, perché F4 non va da nessuna parte, perché F5 non riuscirà mai a giocarle il bianco, considerando il controllo che ho su quella casa. Quindi cavallo F4 anche non mi sembra assolutamente un problema, quindi non ho ancora capito il motivo per cui cavallo H3 me l'abbia giocato il mio avversario, però comunque è stata la mossa giocata in partita. Donna H4, questa invece ha già l'obiettivo più chiaro di evitare l'arrocco lungo da parte del nero. È chiaro che se io riesco ad arroccare lungo in questa posizione, facciamo un esempio, F4 per esempio, ecco, adesso magari ci sono dei problemi, però a lungo andare, se io dovessi riuscire ad arroccare lungo e giocare questa posizione, il nero non ha problemi, cioè, il nero sta già benissimo. E posizione completamente chiusa, quindi coppia degli alfieri inutile, alfiere in D2 inutile quanto l'alfiere in D7, alfiere in C4 molto peggiore del cavallo in C6, quindi questa posizione è sicuramente non presenta alcun problema per il nero, quindi donna H4 è la mossa critica perché impedisce l'arrocco. H6 ho giocato io, H6 non tanto per impedire cavallo G5, perché in realtà cavallo G5 la può fare comunque il nero. Ora il bianco ha giocato G4, che è un'altra idea. Ripeto ancora una volta, tutte le mosse che sta facendo il bianco poteva benissimo farle con il cavallo in F3. L'idea di H6 fondamentalmente è che in un futuro io potrei voler tirare sulla torre in H7 e poi magari anche in G7, e il pedone in H6 a quel punto comincerebbe un attimo a minacciare il cavallo in G5, perché se io non gioco H6 prima o poi arriva il cavallo G5 che minaccia il pedone, è quello un problema, mentre se io gioco H7 o H7, nel momento in cui arriva cavallo G5 io posso giocare torre G7, difendere la torre, attaccare il cavallo e sono a posto. Questo è quantomeno quello che ho pensato io. Poi in realtà nella pratica ho scoperto che non era troppo necessario fare questa mossa, potevo anzi tranquillamente non giocarla, fare altro, però io ho preferito giocarla perché comunque mi sembrava una mossa difensiva, un tema che comunque avevo visto anche in altre partite, abbastanza solido. Alfiere 2 da parte del bianco, io nel frattempo ho già tirato sulla torre in H7 per fare la manovra che vi dicevo, quindi fondamentalmente H7 o H7 è una forma di prevenzione contro cavallo G5, perché se lui mi avesse giocato cavallo G5 prima, torre H7 non l'avrei mai potuta giocare, e questo non volevo che succedesse. E alfiere 2, quindi abbiamo detto, non posso purtroppo ancora giocare cavallo E7, perché a questo punto arriva cavallo G5 e su torre G7 donna per H6, e il bianco qua vince. Quindi ho dovuto mettere l'altro cavallo in E7 perché io voglio a tutti i costi arroccare lungo, quindi mi serve bloccare questa diagonale. Arrocco corto, e qui arrocco lungo va sicuramente bene, però in effetti c'è anche da considerare che c'è un pedone in presa, e io l'ho preso. Ora,
C'erano modi migliori di catturare quel pedone? Sì, ovvero arroccare prima lungo, mettere prima al sicuro il re e poi mangiare il pedone. Io l'ho mangiato subito, che forse non è stato il piano migliore, però comunque è ancora perfettamente giocabile. Ora, il bianco mi ha forzato fondamentalmente la spinta in B5, perché minacciando torre A1 poi io avrei comunque dovuto giocare B5, quindi ho preferito giocarla subito. E a questo punto ho preferito evitare l'arrocco lungo, perché in effetti ho guadagnato un pedone, cioè ho cambiato piano dopo aver preso il pedone, quindi cavallo E7 aveva sia l'idea di arroccare lungo, ma anche l'idea di mangiare il pedone, e dopo che mi sono accorto che in effetti c'era la possibilità di guadagnare un pedone, ho preferito aspettare l'arrocco lungo e dare la priorità invece al pedone. Ora il bianco qua ha cominciato un attimo a girare con i pezzi, io mi sono reso conto che a questo punto l'arrocco lungo non è che avesse più tanto senso, ho preferito direttamente spostare il re, perché la posizione è talmente chiusa che non serve neanche arroccare. E qui alfiere 3 da parte del bianco, che io tuttora, ripeto, non capisco, perché mi ha dato la possibilità di guadagnare un altro pedone secco, e dopo torre a 1 togliere la donna. E si arriva in questa posizione dove fondamentalmente io ho 2 pedoni in più, però sicuramente c'è controgioco da parte del bianco, perché comunque non è chiaro io cosa possa fare. Ora, io qua avevo già trovato la posizione ideale per il re, io sono tornato in E8 per difendere il pedone di nuovo a fronte a mosse come cavallo G5, però quanto pare in realtà questa posizione non serve, potevo benissimo continuare il mio piano di espansione sul lato di donna, perché Re 8 dopo F4, come vedete si creano dei problemi, perché lui riesce sia a creare un blocco sul lato di donna che a minacciare la spinta in F5, e è chiaro che io sto comunque bene in questa posizione, però adesso abbiamo avuto qualche mossa di normale, diciamo, per spostare un attimo i pezzi. Qui dopo cavallo C6 non avevo visto che lui potesse mangiare in B5 con la torre, quindi c'è stato questo colpo tattico che lui non ha visto. Non sarebbe stata la fine del mondo, perché comunque io posso giocare cavallo per D4. Adesso onestamente non mi ricordo se in partita io questo avessi calcolato oppure no, non credo tuttavia, quindi è una cosa che lui non ha visto. Torre G7, ecco, questo è stato sicuramente l'errore da parte mia. Io ho deciso di togliere completamente la torre da H7 per evitare cavallo G5 ad ogni costo. Peccato che questo si espone a F5 e diventa un problema, perché a questo punto si apre la colonna F e è un problema per il nero. Ora, io ho giocato G per F5, probabilmente chiudere la posizione sarebbe stata la cosa migliore, quindi chiudere completamente con G5, e è chiaro che il bianco sta comunque meglio, però quantomeno si può cercare di tenere. Con G per F5 io pensavo che aprendo la colonna G la torre potesse fare qualcosa, invece non è che ci fosse tanto. Ora io ho preso l'altro pedone di nuovo, torre G1, torre G4, cavallo F2, forza che la torre si sposti, e perché io non posso mangiare naturalmente la donna perché prendo matto. A questo punto sono tornato in G6, quindi il motivo per cui non sono andato subito in G6 è perché non volevo che mi arrivasse cavallo F4 in un colpo solo. Giocando a torre G4 prima sono riuscito a tornare in G6. E il problema fondamentalmente in questa posizione, che io non avevo minimamente considerato, è che dopo E6, donna per E6, il bianco non è forzato a giocare torre 1 in questo modo, che era quella che avevo analizzato io, e io pensavo mancio in G1, torre per G1 e sono a posto. Il problema è che il bianco può giocare torre G1, che io non avevo neanche visto, e qui la posizione naturalmente è completamente persa, perché ho perso la donna, quindi ero decisamente arrabbiato dopo aver visto questa cosa, e naturalmente potevo anche abbandonare lì sul momento, però ho preferito andare avanti, perché comunque non è che questa posizione si possa pattare tanto facilmente, è completamente vinta per il bianco, però ho detto continuiamo. Donna F4 da parte del bianco, perché il problema non è tanto il materiale, come materiale è chiaro che il bianco sta messo molto meglio, però si può ancora tenere. Il problema vero è che il bianco entra con la donna, con la torre, e non riesco a difendermi, quindi cavallo di 7, donna di 6, torre C8, io cerco di difendermi il più possibile, però arriva torre per A6, non è che ci possa far tanto, cavallo per C5, e qui naturalmente dopo D per C5 io posso anche abbandonare sul momento, perché alla prossima mossa perdo il cavallo, non è che possa difendermi in qualche modo. Lui invece ha preferito giocare donna per C5, tenersi molto solido, cavallo E7, donna per B5 e F7. E qui paradossalmente
ho cominciato ad avere i primi segnali che forse potevo provare a tenere la posizione. È chiaro che la posizione è completamente persa, non c'è nulla che io possa fare, però comunque ancora rispetto alla posizione di prima, dove il bianco aveva un gioco, qui mi sembrava già più solida per il nero. Quindi ho detto, da questo punto io continuo a giocare, non ho niente da perdere, mal che vada abbandono, però adesso è lui che deve dimostrare come vincere. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. E qui, dopo la partita, in effetti, un mio amico mi ha detto il modo che il bianco, io in partita non l'avevo trovato per lui, però c'era un modo abbastanza semplice per il bianco per vincere questa posizione, ed era di manovrare il cavallo fondamentalmente, di metterlo in C1 e poi in F3. In questo modo fondamentalmente il bianco riesce ad evitare ogni controgioco con le torri da parte mia. Questo in realtà arriva anche dopo, e poi il cavallo può metterlo in E5. Questo il bianco in realtà lo potrà fare anche dopo, però ecco, fondamentalmente l'altro segnale appunto che mi ha dato il bianco che io potessi provare a tenere questa posizione era il fatto che lui qua si sia lasciato sfuggire la spinta in E5, che è una spinta molto importante per me, perché a questo punto io posso rompere la mia struttura debole e cominciare un attimo a creare un pedone passato, perché a questo punto io posso mangiare e, come vedete, ora i pedoni cominciano a spingere. Quindi torre 2, c per d4, purtroppo non posso mangiare questo cavallo perché arriva torre 1 e non è semplice difendere questo cavallo. Se sposto il cavallo arriva donna b7 con attacco doppio su re e torre, se torno indietro a difendere entra la donna e6, questa posizione non si tiene, è troppo pericolosa, quindi devo spingere il pedone, però comunque io in questa posizione ero abbastanza convinto che si riuscisse a tenere con il nero, sebbene naturalmente sia strapersa, però comunque crederci è sicuramente il primo passo, e un pedone in seconda comunque lui poteva benissimo evitarlo, e appunto il cavallo in D3 non è messo per niente bene, avere un cavallo in F3 sarebbe stato molto meglio. Cavallo C5, torre G6, io qua giro un attimo con la torre B6 per tornare a giocare torre B1, cavallo B3, torre C6, a me ripeto una patta per ripetizione va bene, è lui che non va bene, e qui donna H3, completamente preso dalla posizione, lui ha deciso di darmi la possibilità di promuovere, peccato che dopo la promozione ho ripreso il pezzo e sono entrato in questa posizione che naturalmente è patta. Quindi qui ero già convinto di riuscire a tenere la partita ed ero abbastanza contento di questa cosa. Lui era ancora convinto invece di poterla vincere, perché poi naturalmente uno dei fenomeni che poi capitano durante le partite è che se il bianco ha avuto partite vinte per tanto tempo, nel momento in cui il nero poi recupera, il bianco vuole comunque provare a vincere ad ogni costo, quindi io ero doppiamente sicuramente avvantaggiato da questa cosa, che lui volesse provare a vincere ad ogni costo. Ora io ho dato qualche scacco con la torre, ho perso un po' di tempi, qua il nero in realtà non è che abbia tanto da fare, deve semplicemente aspettare i piani del bianco. È chiaro che il pedone del bianco viene spinto, e questo potrebbe essere un problema se il bianco riuscisse con il pedone ad arrivare in settima, però al momento comunque non è possibile, quindi io posso perdere tempi. Se il bianco sposta la donna e cerca di spingere il pedone, io posso benissimo dare scacco, costringere il re indietro, entrare con il cavallo, e onestamente il nero si difende abbastanza semplicemente. Ora re e5 da parte del bianco, re f7, io posso stare abbastanza fermo, re g7, donna d1, lui comincia a girare con la donna, però io resto sempre fermo con il re, torre h6, lui va dall'altra parte con la donna, questo però gli costa il pedone in h4. Ora, donna d7, posso mangiare il pedone in h4, è vero, però dopo donna e6 non avevo voglia di calcolare tutte queste posizioni onestamente, perché poi c'è una torre sospesa in h4, non me la sentivo, ho preferito di togliermi direttamente con il re, h5, f7, quindi ho preferito stare fermo letteralmente. Anche qui volevo vedere cosa volesse fare il bianco, effettivamente. Donna b7, ora qui posso giocare re f8, però a questo punto il bianco può tornare indietro con la donna, quindi ho detto vabbè, a questo punto tanto vale mangiare il pedone, non rischio niente, mangiamocelo. Re d6, quindi il bianco comincia ad entrare con il re, torre h6, re d7, torre e6, posizione ovviamente strapatta, e non so per quale motivo io avessi
mezza l'idea di riuscire a vincere questa posizione. È chiaro che questa non è assolutamente vinta, non c'è modo di vincerla, però avevo intuito che comunque lui fosse abbastanza scocciato di non essere riuscito a vincere prima, e spesso per esperienza, perché io sono il primo che poi le perde queste posizioni da bianco per questo problema, volendo vincere a tutti i costi, poi capita di vedere cose che non ci sono, di provare strategie azzardate. Infatti già il fatto che lui sia entrato con il re in D7 era indicativo del fatto che lui stesse cercando rischi ulteriori, perché non dimenticate che ha sacrificato un pezzo e un pedone per arrivare così avanti con i pezzi, nonostante non avesse assolutamente niente. Quindi ero abbastanza convinto che prima o poi, peraltro qua dovete tenere conto che sono già 7 ore e mezza di partita, che non sono poche, sono tante, e uno comincia a vedere veramente cose che fantasmi dopo 7 ore e mezza di partita, quindi è molto facile fare errori che poi vedendoli a occhio così sembrano stupidi, però dopo 7 ore e mezza di partita, per la buona parte giocati tutti in Zeitnot, quindi con poco tempo sull'orologio, uno comincia letteralmente a non vederci più niente. Poi qui stiamo giocando già con pochi minuti sull'orologio, specialmente lui, che ha perso molto tempo per cercare di trovare la continuazione giusta, e qui dopo a cavallo G8 la posizione naturalmente è completamente pari, io semplicemente voglio andare avanti e indietro con i pezzi, donna per D5 non è un problema perché arriva cavallo F6 con scacco doppio, e non so per quale motivo io mi aspettassi donna per D5, non c'è alcun motivo in effetti di pensarlo, perché da un maestro fide donna per D5 non c'è da aspettarsela, però per qualche motivo ero convinto che lui me l'avrebbe fatta, motivo per cui gli ho giocato cavallo G8, perché ho detto non so per quale motivo, ho l'idea che lui mi faccia donna per D5, e in effetti me l'ha giocata, e dopo cavallo F6 ha abbandonato perché ha perso la donna, quindi è un finale inaspettato sicuramente da un lato, però è anche la dimostrazione del fatto che comunque essere convinti di riuscire a recuperare una partita già dall'inizio è estremamente importante, perché questo già dà la mentalità appunto che poi è quella che mi ha consentito effettivamente di recuperarla, perché io potevo benissimo abbandonare all'inizio, però se uno continua a crederci, ecco, questa partita è l'esempio, la dimostrazione di quanto questo sia importante. Per questa partita è tutto, quindi ci vediamo per la prossima analisi per il turno 6. Un saluto.